Dopo un 2020 nero, il 2021 si è chiuso con un segno finalmente positivo per l'imprenditoria femminile veneziana. Sono infatti 13.805 le imprese guidate da donne nella città metropolitana di Venezia, un quinto delle circa 67.000 aziende attive in totale. Lo rivela un'indagine degli artigiani del Milanese, un dato incoraggiante non solo nel confronto con il 2020, quando sono state numerose chiusure legate alla pandemia, ma anche rispetto alla situazione pre-Covid del 2019. Erano 13.732 le aziende in mano alle donne. Il saldo positivo è quindi di 177 nuove aperture rispetto allo scorso anno e più 73 rispetto al 2019. Rispetto all'anno precedente c'è un aumento significativo, anche se i dati confrontati con i livelli pre-pandemia ci dicono che non abbiamo ancora recuperato i livelli che avevamo precedentemente. Tra i settori in cui l'imprenditoria femminile veneziana avanza ci sono sicuramente le attività immobiliari. C'è ora anche un bando con risorse importanti dal governo per le imprenditrici. Ecco come funzionerà. È uno degli incentivi più interessanti a livello nazionale per il sostegno e per l'incremento dell'impresa al femminile. Impresa femminile intesa come titolarità al femminile, ma anche come maggioranza al femminile. È stato istituito per la prima volta questo fondo a dicembre 2020, inizialmente con uno stanziamento di 40 milioni di euro. Successivamente con il PNRR è stato stanziato complessivamente un 160 milioni di euro.